sarà, perché normalmente procedo con l'Asinovia. Sì, sì. Sono qui col maestro Giovanni Proietto che inizia la realizzazione di un bellissimo progetto che arricchirà ancora la nostra città di bellezza. La bellezza salverà il mondo. Noi abbiamo investito in questi anni, pur con le nostre limitate risorse, da questo punto di vista, tanto che parlando con il presidente provinciale del FAI, l'avvocato Taibbi, mi diceva come Porto Empedocle sia attenzionata a livello nazionale per questo percorso che coniuga street art, forme artistiche varie e letteratura, che è un caso unico. Qui con un progetto fortemente voluto, apprezzato anche a Roma, che ha dato lo sta bene, perché abbiamo chiesto all'Enel di poter bonificare queste cabine elettriche ormai abbandonate per realizzare questa opera bellissima del maestro Proietto. Qui verrà raffigurato San Calogero negli elementi del mare. È inutile che io vi preannunci cosa sarà, perché lo vedrete. Un'altra opera sarà realizzata sulla cabina dell'altipiano che avete visto in questi giorni bonificata e che sarebbe un bellissimo punto per ammirare l'intero panorama empedoclino. E quindi volevo darvi questa notizia perché penso che sia normale e doveroso investire in arte e cultura in questa città, che ripeto è un unicum e deve avere il posto che merita a livello nazionale e direi anche internazionale, perché Pirandello è un premio Nobel e Andrea Camilleri è attualmente il maggior diffusore dell'identità siciliana e italiana comunque nel mondo, perché è tradotto in 120 lingue con decine di milioni di copie vendute e con la serie Rai del commissario Montalbano diffusa in tutti gli stati del mondo. Forse è l'autore che ha fatto guadagnare per ora di più in assoluto anche alla Rai, che penso dovrebbe anche investire. La prossima amministrazione auguro che persegua questa strada, perché è davvero quella che può offrire moltissimo a questa città, ma facendone anche diciamo un elemento per la cultura mondiale. Grazie Sindaco.